L'originale siamo solo noi. Primarie, la sfida che vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Il Partito Democratico rivendica il suo marchio di fabbrica e si lancia nell'ultima corsa, quella per la poltrona più alta da segretario nazionale. Matteo Renzi non soffre di vertigini, il potere è un'ebbrezza che sopporta benissimo e il suo sorriso è sempre più smagliante. Tanto la parte degli agnelli sacrificali tocca a Gianni Cooperlo e a Giuseppe Civati. Lo dicono i numeri del primo round, quello riservato al voto degli iscritti nei congressi di circolo. Lo confermano anche i sondaggi che accreditano Renzi oltre il 52,5%. Sì, io sono un po' di parte, io voto Renzi, per cui secondo me è la possibilità che abbiamo di cambiare le cose. I renziani non stanno più nella pelle, mentre la macchina delle primarie si scalda. Nei 600 seggi aperti in tutto il Veneto è attesa un'affluenza di 150.000 persone. I dati che ci si aspetta a livello nazionale viaggiano intorno ai 2 milioni, quindi è giusto un numero più o meno di 150.000 nel Veneto. Le primarie sono aperte agli elettori da noi. Finora non l'ha fatto nessun altro, io mi auguro che altri copino. Non solo schede elettorali e adempimenti burocratici, ma useremo i nostri seggi anche come grande momento di solidarietà. Infatti tutto quello che verrà donato dagli elettori, oltre al contributo necessario stabilito nazionalmente per accedere al voto, sarà donato agli alluvionati della Sardegna e agli alluvionati del tifone delle Filippine. Nelle sedi provinciali del Partito Democratico c'è grande fermento, tutto deve essere pronto e funzionare alla perfezione. I presidenti dei circoli ritirano i loro kit, comprensivi di schede con i 3 volti sorridenti che le primarie fan felici tutti, ma solo uno riderà per ultimo. Noi non abbiamo padroni, abbiamo in questo caso un segretario. Quindi Matteo Renzi, se come tutto fa pensare diventerà il segretario del Partito Democratico, sarà alla testa ma di un grande gruppo e di un grande partito.